È al vaglio degli uffici della Regione il progetto definitivo per il nuovo depuratore di Chiavari, città metropolitana. Difficile prevedere i tempi, ma siamo fiduciosi. Il coraggio degli apostoli proviene dallo Spirito Santo e dello stesso che sostiene i martiri di oggi. Papa Francesco ha continuato le catechesi sugli atti degli apostoli, al centro della riflessione il dono del discernimento. Il crocifisso, cuore della vita e dei rapporti fra le persone. Borzonasca ha rinnovato la devozione alla Santa Croce, profondamente radicata nella comunità. Aperte le iscrizioni per il servizio civile nelle sedi della Croce Rossa del Tiguglio e della Val Fontana Buona, l'unico in Liguria a prevedere tutoraggio per l'inserimento nel mondo del lavoro. Comici in scena per donare un sorriso ai bambini. Sabato alle Clarisse di Rapallo, cabaret live show. Lo spettacolo aiuterà l'associazione Arché a garantire cure gratuite ai piccoli in difficoltà. Nel ricordo di Franco Orio, rinnovata la passione per lo sport e per la comunità. Nel quartiere di Sant'Anna Rapallo una giornata di festa iniziata con la messa e conclusa con una raccolta solidale. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. L'iter per la realizzazione del nuovo depuratore per Chiavari e per Lavagna è più indietro rispetto a quello per la costruzione dell'impianto che servirà Sestri Levante e la Val Petronio, che ha potuto presentare ieri infatti il progetto. Nel caso di Chiavari infatti il progetto definitivo è tuttora al vaglio degli uffici della Regione. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale di Chiavari incontrerà i tecnici di reti per fare il punto della situazione. Il progetto definitivo del nuovo depuratore di Chiavari è all'esame degli uffici della Regione per l'iter autorizzativo. È già stato presentato in Regione per l'attivazione del procedimento unico regionale con data 7 di agosto. E sono già decorsi i termini per la consultazione della completezza progettuale. L'impianto sarà collocato nella zona oggi inutilizzata della Colmata, servirà Chiavari e Lavagna con un collettore fognario che passerà sotto uno dei ponti sul fiume Entella e non sul suo fondale. I tempi sono difficili da definire, però la città metropolitana ha definito, spero in maniera univoca, la localizzazione dell'impianto. I lavori stanno andando avanti, per cui c'è positività sul fatto che finalmente anche in quella sede venga realizzato un nuovo impianto di depurazione. Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, ha ribadito lunedì all'assessore regionale Giacomo Giampedrone la volontà dell'amministrazione comunale di procedere secondo il progetto prefissato. Realizzazione del depuratore con contestuale potenziamento delle opere di difesa a mare e quindi creazione incolmata del campus scolastico, con impianti sportivi, realtà commerciali, posteggi gratuiti nella soletta che sarà realizzata dal gestore del servizio idrico contestualmente al depuratore. Quindi collegamento con il fronte mare chiavarese per avere una passeggiata che dalla foce dell'Entella arrivi fino a Preli. Da parte di Città Metropolitana ha ribadito l'interesse alla realizzazione del nuovo campus. Per Città Metropolitana la realizzazione del nuovo campus scolastico resta subordinata a quella del depuratore? Teoricamente sì, obiettivamente per l'importanza che ha un'opera di questo tipo per la comunità, per la città metropolitana e in fondo anche per Regione Liguria alla luce delle infrazioni europee in cui siamo. Detto ciò, sono sicuro che l'amministrazione di Chiavari riuscirà a gestire al meglio questa situazione, senza nessun dubbio. Il coraggio degli apostoli proviene dallo Spirito Santo ed è lo stesso coraggio che sostiene anche i martiri di oggi. Papa Francesco ha proseguito questa mattina la serie di catechesi dedicate al commento degli Atti degli Apostoli. Al centro della riflessione il dono del discernimento, e cioè la capacità di porsi in ascolto dello Spirito Santo per saper vedere il passaggio di Dio nella storia. Il Papa ha preso spunto nella sua riflessione dal fatto che agli Apostoli era stato imposto un divieto di predicare da parte dei giudei. Loro, ha spiegato, non si sono fatti intimorire. Hanno avuto lo stesso coraggio dei martiri di oggi, ha ricordato Papa Francesco parlando a braccio, ricordando l'uccisione di un gruppo di cristiani copti in Libia alcuni anni fa. La determinazione degli apostoli, ha proseguito poi il Papa, fa tremare il sistema religioso giudaico e suscita reazioni violente, come accade anche oggi da parte di coloro che combattono il cristianesimo. Ogni progetto umano, ha aggiunto, anche se all'inizio riscuote successo, è destinato poi a naufragare, mentre tutto ciò che viene dall'alto e porta la firma di Dio
è destinato a durare. Chiediamogli, ha concluso, di saper vedere sempre l'unità della storia e della salvezza attraverso i segni del passaggio di Dio in questo nostro tempo e sui volti di chi ci è accanto, perché impariamo che il tempo e i volti umani sono messaggeri del Dio vivente. Ora veniamo in diocesi. Borzonasca ha rinnovato la devozione al Santissimo Crocifisso, profondamente radicata nella vita della comunità. Monsignor Tanasini ha celebrato l'Eucarestia nella chiesa parrocchiale intitolata San Bartolomeo, che custodisce la preziosa reliquia giunta in paese nel 1600. Il Cristo crocifisso è il rifugio, è colui dal quale ci si aspetta il sostegno, la consolazione, l'aiuto in ogni circostanza. Borzonasca volge spontaneamente gli occhi al crocifisso, cuore della vita della comunità parrocchiale. Nel giorno della memoria liturgica della esaltazione della Santa Croce, Monsignor Tanasini lo ha ricordato, celebrando l'Eucarestia in occasione della solennità del Santissimo Crocifisso, invitando a porre la devozione alla croce al centro dei rapporti fra le generazioni ma anche fra le persone. È bello che noi ci affidiamo a Lui, che noi confidiamo in Lui, ma sapendo fino in fondo che cosa chiediamo. Chiediamo di vivere davvero in pienezza la vita eterna. Per Borzonasca la solennità del crocifisso è un momento estremamente importante che manifesta fede e devozione autentica. Lo ha confermato il parroco Don Daniele Beronio, che ha vissuto per la prima volta questo appuntamento con i fedeli della Valle Sturla. Pur essendo venuto da poco qui si sente questa importanza, questa enormità, no? questo sentire il crocifisso al centro della propria vita. Credo che dovremmo spingere proprio perché il crocifisso sia sempre più il centro della vita della nostra vita, sia sempre più sentito come il cuore del cristianesimo, come quell'atto di amore che anche noi ci interpella e che anche noi siamo chiamati a vivere nella nostra quotidianità, con i nostri gesti, le nostre scelte e il nostro modo di amare, quindi un po' tutta la nostra vita è compresa. La chiesa parrocchiale di Borzonasca, intitolata San Bartolomeo, è stata elevata alla dignità di santuario del Santissimo Crocifisso nel 1942. La reliquia venne trasferita nel 1600 dall'abbazia di Borzone all'oratorio dei Santi Giacomo e Filippo. Nel 1811, a seguito della soppressione napoleonica dell'oratorio, l'effigie venne trasportata nella chiesa parrocchiale, dove è stata posta sull'altare maggiore. La Santa Croce è sempre stato il tesoro più caro e più prezioso di Borzonasca, ieri, oggi e domani, e sicuramente lo sarà proprio nel cuore di tutti, perché è stata una gioia, una grazia particolare averla qui nel nostro santuario, dove è stata traslata nel 1811, da allora a oggi si venera qui in questo altare e tutti quanti siamo legati a lei. È stato presentato questa mattina nella sede del Comitato di Cogorno il progetto di servizio civile nelle sedi della Croce Rossa del Tigullio e della Val Fontana Buona. Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni e oltre alla formazione offre un servizio di tutoraggio per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Sono aperte fino al 10 ottobre le iscrizioni all'anno di servizio civile presso la Croce Rossa Italiana. Il progetto, portato avanti dai comitati di Tigullio e Fontana Buona, offre ai giovani dai 18 ai 28 anni l'occasione di un'esperienza dal grande valore formativo e umano. Diciamo importante fare l'anno di servizio civile anche nelle altre associazioni, diciamo. E nella Croce Rossa trovano il valore aggiunto che vengono formati in un certo modo, diciamo, un po' più precisino e forse siamo un po' più esigenti. Quest'anno, oltre alle tradizionali attività di soccorso, è previsto un percorso di tutoraggio che possa aiutare i ragazzi ad inserirsi nel mercato del lavoro, dalla valorizzazione delle proprie attitudini alla stesura di un curriculum. Accompagnerà i ragazzi negli ultimi mesi del percorso di servizio civile con una parte in aula e una parte invece individuale che ha proprio lo scopo di aiutarli poi a inserirsi nel mondo del lavoro sfruttando quelle che sono state le competenze acquisite durante il percorso di servizio civile e aiutarli ad avere un approccio rispetto a quello che poi sono le realtà e le aziende territoriali. Quindi una parte in cui si valuterà insieme quello che è stato acquisito durante il percorso e poi un supporto proprio nel realizzare un curriculum, nel conoscere le loro competenze e aiutarli a trovare un'occupazione finale.
Un'esperienza di servizio che restituisce molto a chi vi partecipa. Questo uno degli aspetti principali che emerge ascoltando i ragazzi che hanno iniziato il servizio l'anno scorso. Ho deciso per fare servizio civile, però mi piace per fare volontario per aiutare le persone disabili per quello. A me è una cosa che mi è sempre piaciuta fare il volontariato e c'era questa opportunità qua, quindi l'ho colta al volo perché è proprio un'esperienza bellissima e quindi sono contenta perché mi piace proprio aiutare le persone, penso come io, come anche i miei colleghi e sono molto felice, molto. Sono aperte le prevendite per lo spettacolo Cabaret Live Show che sarà ospitato sabato sera alle 21:30 all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. In scena Andrea Di Marco, Daniele Raco, Enzo Pace e Andrea Carlini con una performance comica e divertente. L'obiettivo è quello di far sorridere soprattutto i bambini ed è lo stesso che si prefigge l'associazione Arche Onlus, destinataria delle offerte della serata. Il sodalizio infatti offre cure dentali gratuite a famiglie in stato di disagio economico. L'associazione Arche Onlus in quasi 20 anni di attività ha curato circa 6.000 bambini provenienti da famiglie in situazione di disagio economico a carico dei servizi sociali o in strutture protette. L'idea, partita da Chiavari, si sta espandendo a livello nazionale. Stiamo portando il progetto da Chiavari, dove siamo nati, in varie regioni d'Italia allo scopo di diventare nazionali e quindi di poter curare sempre più bambini e chiaramente annoverare sempre più dentisti di buon cuore che possano curarli. Attualmente sono 1.300 i dentisti che hanno aderito al progetto, offrendo volontariamente le loro cure a quanti vengano segnalati dall'associazione. La frase del nostro logo dice: qual è quell'uomo che non rende il mondo migliore avendo capacità e possibilità di farlo? I nostri dentisti hanno dimostrato di essere generosi e di avere capacità e disponibilità per aiutarci. A sostegno di Arche nell'ultimo anno sono stati organizzati una trentina di eventi. Il prossimo sarà ospitato a Rapallo. Sabato 21 al Teatro delle Clarisse di Rapallo e saranno con noi i comici Enzo Paci, Daniele Raco, Andrea Carlini e Andrea Di Marco, amici di Arche, quindi non solo generosi dentisti ma generosi comici che fanno questo spettacolo a favore del progetto Un dentista per amico alle 21:30 il sabato 21 settembre alle Clarisse di Rapallo. Sicuramente risate assicurate per i nostri comici di Brugia Baracche, Pirati dei Caruggi. Altra componente della mission dell'associazione è la sensibilizzazione di bambini e ragazzi sull'importanza della cura dentale e alimentare. Arche fa da tramite tra istituzioni, dentisti e pazienti al fine di migliorare la qualità della vita a chi altrimenti rinuncerebbe alle cure. Chi vuole parlare con noi, cioè il dentista che volesse aderire, chi volesse anche solo informazioni, il paziente che avesse bisogno di cure, può rivolgersi a noi in ufficio qua a Chiavari al numero 599 487, naturalmente 0185, 347 9602 102, gli stessi numeri che sono utili per contattarci e per la prevendita dei biglietti dello spettacolo del 21 settembre. Dopodomani, venerdì 21 settembre, inizia il 7° corso di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, organizzato dal Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Liguria, Francesco Lalla. Le lezioni si svolgeranno nella sede del Laboratorio Migranti del Comune di Genova. Negli ultimi 2 anni in Liguria sono stati formati 116 tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, su un totale di 189 istanze che si aggiungono ai 23 già istruiti prima dell'avvio della legge in materia. Il Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Liguria è stato fra i primi in Italia ad emanare il bando per il corso appunto per tutori volontari. Il bando, lo ricordiamo, è ancora aperto e si può consultare sul sito del Consiglio regionale Ligure. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti e lo sport.
Avvenire titola droga azzardo, il governo agisca, le associazioni premono per il contrasto alle dipendenze, lo vedremo tra poco. Le elezioni, Israele senza maggioranza, testa a testa Netanyahu-Gantz, e poi la politica interna, Renzi ma a metà, Conte non sta sereno, il cosiddetto Renxit, l'ex premier fonda Italia Viva, non tutti i suoi lo seguono, e l'intervista all'ex ministro dell'economia Morando, è un errore, il PD è contendibile, rischio irrilevanza per Renzi. A meno 6 giorni dal pronunciamento della consulta, suicidio assistito, chiesta una moratoria, e poi militare ferito a Milano, straniero aggredisce e straniero lo cattura. Abusi sessuali, chiesto il giudizio per 2 preti in Vaticano. Veniamo al titolo di Avvenire nelle pagine interne, droga azzardo grandi assenti, a una settimana dalla fiducia al nuovo governo Conte, mancano ancora le deleghe per le dipendenze, l'appello di chi è impegnato ogni giorno sul campo, così si ignorano le grandi piaghe sociali del paese. Competenze non assegnate dopo il ministro Fontana, nei parchi intanto si muore. Nei 29 punti la lotta anti-slot è diventata irrilevante, Movimento 5 Stelle no a passi indietro. E andiamo adesso sul secolo XIX, che titola invece con l'addio dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, buona uscita per lui da 13 milioni di euro, la telefonata a Bucci, l'inchiesta sui ponti, Luciano Benetton dice siamo sotto shock. E vediamo invece la zona dell'ex ponte Morandi, un parco firmato da Boeri sotto il ponte, nuovo ponte di Piano. Il progetto dello studio Boeri ha vinto il concorso per il parco nell'area del ponte di Genova. Renzi fonda Italia Viva, sarà decisivo al Senato, ma l'analisi di Mauro Barberis, la tentazione dei voti centristi. Intervista a Macarona, presidente del fondo interbancario FITD, se il piano non passa Carige può scomparire, e tutto appunto è nelle mani dell'assemblea dei soci. E poi ancora presentato il piano definitivo per il depuratore di Sestri Levante, a Sestri con il depuratore arriva anche un palasport, e poi Rapallo che piange un ex barista morto a 32 anni, schianto nella notte in scooter, andiamo a vedere nelle pagine del Levante. Muore a 32 anni ex barista della Piazzetta, Davide Gaetani ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore o di un ostacolo comparso all'improvviso, si pensa a un animale selvatico. Un ragazzo gentile e riservato, meritava un destino diverso, aveva iniziato a lavorare al bar Mariuccia subito dopo gli studi, poi aveva prestato servizio in una villa, adesso lavorava con i fratelli. Nel punto dell'incidente non sono stati trovati segni sull'asfalto. E ancora dal secolo XIX, domani gli espositori del Levante alla Fiera del Mare, barche, accessori, tecnologia, Riviera protagonista al Salone Nautico, Mussini, Pedetti, Zodiac Italia, Veleria San Giorgio, Nossel, Frigomar, sono tanti i marchi che rappresentano il territorio nella kermesse del rilancio. Per il secondo anno consecutivo nel quartiere di Sant'Anna Rapalla è stato organizzato il Memorial Franco Orio, una giornata in cui sono state messe al centro le tante passioni dell'indimenticato presidente dell'Alcione Basket, la famiglia, la parrocchia, lo sport, il sociale e il volontariato. Le offerte raccolte sono state devolute al reparto di ematologia dell'ospedale San Martino di Genova. Franco è sempre presente. Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo nel cuore, ce l'abbiamo sempre davanti. Purtroppo sono già 2 anni che se n'è andato e chiaramente mancare ci manca sempre. Cerchiamo di ricordarlo, di tenere sempre presenti i suoi insegnamenti e il suo esempio. E non è facile perché era una persona molto particolare. Tanti sport, alle spalle abbiamo il basket, ancora di più ricorda papà. Assolutamente sì, per 40 anni lui è stato presidente e traino dell'Alcione e portare avanti la sua eredità non è stato per niente semplice. Per cui la passione continua sicuramente, andiamo avanti cercando anche di migliorarci, facendo crescere i nostri istruttori, per cui di conseguenza anche il livello di ciò che insegniamo e che portiamo avanti settimanalmente in palestra. Cosa ti ricordi del nonno?
Io del nonno ho sempre apprezzato molto e ammirato la sua intraprendenza e il suo coraggio, e penso che siano dei valori che mi ricordo un po' nelle mie giornate, nella mia quotidianità, per andare avanti anche nei piccoli problemi. Col titolo della giornata avete voluto scrivere in 3 parole: fatti di vita. Sì. In un mondo in cui ci si fa di tante cose per evitare di vivere e affrontare un po' le situazioni anche difficili, allora io penso che sia importante che quando si ci deve fare di qualcosa, farsi di vita fino in fondo, anche quando la vita ci propone momenti complicati, ecco. Andiamo in redazione per gli aggiornamenti. Oggi per noi c'è Giacomo Rizzi. Grazie Emanuele, un saluto a chi ci segue da casa. Un incendio boschivo è in corso a Borzonasca, in località Bevena. Il rogo è scoppiato ieri sera, ma il carattere particolarmente impervio della zona rende complicate le operazioni di spegnimento. La zona fortunatamente è disabitata e sono bruciate solamente aree di sottobosco e pascolo, e non ci sono pericoli per persone o abitazioni. Lo spegnimento sta procedendo su 3 fronti, lunghi circa 300 metri, con le operazioni dei Vigili del Fuoco di Chiavari e dei VAB di San Colombano, coadiuvati dall'elicottero della stazione di Genova, che si sta rifornendo d'acqua dal lago di Giocopiane. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento. E questa mattina, invece, intorno alle 9, una donna ha perso il controllo dello scooter ed è caduta in una delle gallerie autostradali tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova. Sul posto è intervenuta l'automedica di Lavagna per prestare i primi soccorsi. La conducente è stata poi trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dall'ambulanza della Croce Rossa di Chiavari. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda come sempre a partire dalle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.